Ed eccoci pronti per il secondo incontro di quest'oggi. Il secondo incontro di Strangius. Quindi lasciate che ve la presenti. Elisabetta Frongia, classe 1997, laureata in Scienze della Comunicazione. È una figura coinvolta nel panorama degli eventi culturali del suo paese. Membro attivo dell'associazione Jamal Memorial, mette a disposizione il suo spirito collaborativo e la sua curiosità di apprendere sempre nuove conoscenze. La sua dedizione e il suo l'organizzazione. Oggi andremo a presentare il libro Ultima generazione, disobbedienza civile e resistenza climatica, che è un insieme di testimonianze, la sua voce per questa lotta. È un manifesto politico, sì, ma anche etico. Vorrei iniziare a chiedere a Tommaso, a fare a Tommaso una domanda molto semplice, ma secondo me essenziale per affrontare il discorso, che appunto quali sono i suoi obiettivi e scusate perché ritenete che questa appunto sia l'ultima occasione per agire in modo efficace. Lascio la parola a Tommaso e grazie per essere con noi. Grazie, ma grazie a voi per avermi invitato. Erano 20 anni che non venivo in Sardegna, è stato straordinario poter tornare e sono veramente grato di questa occasione. Parto dal fondo, qualcosa che sia abbastanza chiaro, ma capiamoci, stiamo osservando di vedere almeno fino alla metà del secolo fondamentalmente. Nel 2015 gli uomini più potenti del mondo ci avevano promesso, firmando col sangue, che non passeremo mai 1,5 gradi d'aumento medio della temperatura sulla superficie terrestre, e se lo passeremo sarà una roba momentanea, vi giuriamo non passeremo mai 2 gradi. 1,5 gradi è stato raggiunto almeno, diciamo, momentaneamente negli ultimi 2 anni. Il 2024 è già stato un qualcosa che non ci aspettavamo di vedere, e questo è quello, diciamo, è il fenomeno principale, cioè l'aumento delle temperature sulla superficie del pianeta. Crisi climatica è questo, crisi climatica è anche il fatto che non abbiamo più quella prevedibilità che avevamo fino appunto a qualche decennio fa rispetto a quello che ci saremmo aspettati stagione per stagione, rispetto a caldo, freddo, pioggia, secco e così via. Questa è crisi climatica, cioè il fatto che abbiamo questo grosso problema che stiamo iniziando a notare, e lo notiamo qui in Italia, come si nota in Asia, come si nota in Sud America, come si nota in Africa e così via, rispetto al fatto che le condizioni generali in cui noi ci troviamo a vivere sono sempre più difficili. È tutto sempre più caldo, magari non nell'immediato, magari non c'è se si prende una città a caso puntuale non troveremo magari dei valori record. Vai a vedere tutti i valori su tutto il mondo, la media è questa, ci dice che stiamo superando già dei punti pericolosi che ci eravamo ripromessi di non superare, e questo poi ha degli effetti di nuovo sulla nostra capacità di produrre cibo. Io da operaio agricolo me ne sono reso abbastanza conto alla svelta: se non piove quando deve piovere, non fa caldo quando deve far caldo, oh, assurdo, la roba non cresce. E le bistecche non crescono sui scaffali del supermercato, l'olio non cresce sulle scaffali del supermercato, il grano e così via, nonostante per i giovani potrebbe sembrare così, insomma. Questo è la crisi climatica. Poi accanto c'è la crisi ecologica, che è connessa, si autoalimentano l'una e l'altra, cioè il fatto che abbiamo distrutto, devastato una lunga serie di ecosistemi, dagli oceani alle foreste più grandi del pianeta e così via. Abbiamo rotto le basi delle catene alimentari, cioè abbiamo mangiato così tanto pesce che non sappiamo più quanto ce ne sarà ancora. Ora il salmone che mangiamo al sushi è allevato in condizioni che non vi sto a raccontare, andatevi a guardare qualche bel documentario sulle nostre industrie della carne e del pesce, perché sono cose che la pubblicità tende a non raccontare, la maniera in cui le mucche, i maiali, i polli, i pesci e così via sono gestiti dalla nascita fino allo scaffale. Tanto più anche la gente che ci lavora. Una cosa che spesso non si nomina, ma lavorare dentro la grande distribuzione, dentro i grandi allevamenti di pollame ad esempio, cioè è l'equivalente di un turno in un girone dell'inferno. Sapete cosa vuol dire spostare 5.000 polli in una notte da un camion a un magazzino o così via, cioè cose veramente da Dante Alighieri. Questa situazione che
conoscevamo, nel senso che ormai sono diversi decenni che stiamo ricevendo delle grandi promesse sul fatto che verrà fatto, verrà messo in sicurezza il paese, il pianeta, tutto quanto. Non pensateci, voi non fatevi tante domande, fate il vostro, fate la raccolta riciclata, prendete meno la macchina, chiudete il rubinetto quando lavate i denti, per amor di Dio, ok? Il resto ci penseranno gli uomini più potenti del mondo, che hanno a cuore il nostro benessere, il nostro futuro e tutto quanto. Chiaramente sono sciocchezze, sappiamo che siamo in mano a una manica di criminali. Questo vorrei che è proprio forse uno dei punti più importanti, che è un segreto di Pulcinella. Chi è che pensa che siamo governati da gente che ha nel cuore il benessere del paese, in Italia, ma come in Francia, in Inghilterra e nel resto del mondo? Nessuno. Questa è una cosa con cui, diciamo, l'abbiamo sempre saputa. Il problema è che si va a innestare su una situazione drammatica. Di nuovo, io faccio sempre questo esempio, ma vi ricordate il Capodanno del 2019? Qualcuno si ricorda da come è passato il Capodanno del 2019? 31 dicembre, brindisi, allegria, tutto quanto? Bene, qualcuno magari anche no, ma il problema è questo, è che quando abbiamo brindato all'anno nuovo, nessuno si aspettava che poi nel giro di 3 mesi apparisse un omino in televisione per chiuderci lontani, di cui parlano al telegiornale. La storia succede anche attorno a noi, e che a un certo punto potrebbe succedere qualcosa per cui è necessario stare chiusi in casa 3 mesi. Nessuno di noi se l'aspettava, non ce l'aspettavamo, credo, noi persone normali, tra virgolette, e a occhio e croce non se l'aspettavano nemmeno quelle persone che noi paghiamo con i nostri soldi, parecchi quattrini delle nostre tasse, delle nostre imposte, per preparare il paese e le istituzioni a queste cose. Non avevamo aggiornati piani pandemici. Poi lasciate perdere quello che si può pensare del Covid, dei vaccini, cioè, mettiamolo da parte. C'è stata un'emergenza, non eravamo pronti, per niente. E anche le risposte che sono state date nel tempo, abbiamo speso 100 milioni per i banchi a rotelle, ok? Quando potevamo, non so, investire in percorsi psicologici per aiutare i giovani a affrontare questa cosa, impianti di depurazione dell'aria per le scuole e così via. Non siamo pronti, e vorrei, di nuovo, questa è una frase che vorrei fosse scritta sui muri delle città. Abbiamo visto negli ultimi anni in Italia succedere qualcosa, abbiamo visto gli eventi estremi in Toscana, in Emilia-Romagna e così via, abbiamo visto la gente che prende e tira fuori dal piano terra di casa sua tutti i ricordi, 10 anni di vita, 20 anni di vita ricoperti di fango, e li mette in strada cercando di capire come ricominciare. E questa cosa, diciamo, abbiamo visto degli eventi maggiori sicuramente che ci ricordiamo, ma non dimentichiamoci che ce ne sono tanti di eventi magari un po' più piccoli, di cui il telegiornale magari parla un po' meno, che non fanno tutti quei danni, ma che stanno volta per volta magari rovinando la vita a qualcuno, specialmente se sei in una zona in cui poi risuccede. La prima volta ti svegli, c'hai l'acqua in casa e dici mannaggia, certo che sfiga. Ti metti giù, esci fuori, pulisci, asciughi, rifai l'impianto elettrico, rifai i mobili, tutto quanto. E la seconda volta... E la terza, che si fa? Perché, di nuovo, sei in pianura padana, sei in una zona alluvionale, bisogna iniziare a farci i conti con questa cosa. Noi abbiamo passato, come ultima generazione, quindi diciamo, questa è in linea di massima la situazione, e vi garantisco a occhio e croce grossi momenti di svolta positivi per cui stiamo aspettando la soluzione che ci mette una top, non ci sono. Non abbiamo al momento grosse prospettive di miglioramenti reali, non ci sono tecnologie straordinarie che risolveranno questa cosa. Crisi climatica ed ecologica, un qualcosa che proprio riguarda i nostri corpi, è il sole che continua a darci l'afa, le microplastiche nella frutta che mangiamo, nel cibo nell'aria che respiriamo, nell'acqua che beviamo, e che ci coinvolge proprio direttamente giorno dopo giorno, e ha i suoi effetti, li stiamo un po' per volta vedendo. Ultima generazione nasce a fine del 2021 come costola, come progetto, come campagna all'interno di un altro movimento che era Extinction Rebellion. Veramente dal coraggio e dalla rabbia di meno di 10 persone che decisero che era il momento di provare a fare qualcosa. Cosa? E noi proviamo a bloccare le strade. Ci sediamo per strada e diciamo: per favore, abbiamo un grosso problema, qualcuno dovrebbe fare qualcosa. Quantomeno iniziamo a parlarne sul serio, nei termini reali della questione. Crisi climatica non è qualcosa di lontano, non è domani, non riguarda qualcun altro, è qui, oggi, ora, e riguarda noi. E abbiamo preso tutto il coraggio che avevamo, abbiamo passato quasi 3 anni ormai, perché siamo a 3 anni pieni, nel cercare di parlare di una cosa che è alla base, proprio penso, della nostra azione, e che spesso non arriva, credo.
Ultima Generazione non è un movimento ecologista o ambientalista, noi non ci occupiamo di salvare l'ambiente, non ci occupiamo di salvare le balene, i pinguini, le foche, non siamo Greenpeace, col massimo rispetto per Greenpeace. Ultima Generazione è un movimento che si occupa di democrazia fondamentalmente, cioè data la premessa della situazione in cui siamo, questo enorme problema che abbiamo addosso, come iniziamo a prendere le decisioni per fare qualcosa a riguardo? Come ci organizziamo? Come ne discutiamo? Con quali prospettive? E tutti questi 3 anni che abbiamo passato con varie campagne, la prima cosa che chiedevamo erano le assemblee di cittadini, cioè la costituzione di un organo democratico da affiancare al Parlamento eletto, di rappresentanze di cittadini appunto presi a campione sulla popolazione, per avviare dei discorsi riguardo a alcune decisioni che la politica elettiva ha delle grosse difficoltà a prendere. Vi faccio un esempio: in Francia hanno fatto questa cosa e hanno vietato i voli aerei sotto i 350 km. L'assemblea aveva detto no, sotto i 250 km, l'assemblea aveva detto 350 e poi il governo, il Parlamento ha rimodificato facendo 250. Ma quale politico si mette lì e dice ora vietiamo i voli sotto i 350 km, ora vietiamo i jet privati, che sono una roba che personalmente un'offesa. Il jet privato è un'offesa a tutti noi, è un giocattolo che è un mini appartamento che per volare da Roma a Londra emette a livello di CO2 quanto una persona qualunque di noi emette in un anno. E ci sono delle persone che veramente usano il jet privato per andare al cesso, ok? Cioè, ma veramente c'erano delle pagine Instagram che seguivano il jet di Taylor Swift, di Elon Musk, di tutti questi veramente mega miliardari che magari ne hanno anche 2 o 3 di jet privati, la follia, va bene, mentre noi nel frattempo non abbiamo nemmeno i treni in orario regionali e quando ce l'abbiamo costano un'eresia. Vabbè, allora dopo ci fai fare un giro. E questo è stato proprio il nostro tentativo reale, è stato quello di avviare un discorso nel paese. Siamo, voi non voi, entrati a gamba tesa nel dibattito pubblico, sedendoci per strada, andando nei musei con la vernice, rompendo le scatole fondamentalmente, cercando di, in un certo senso, anche fare scandalo un pochino. E ha funzionato. Noi abbiamo avuto, penso, 1 anno e mezzo di esposizione mediatica in cui siamo riusciti a parlare a tutto il paese, che per un progetto politico è la base. Se tu puoi avere le migliori idee del mondo, puoi avere un piano fantastico, ma se non ti ascolta nessuno è il tuo. E noi ci siamo presi la responsabilità a volte anche di rimanere antipatici alle persone, però ci interessava fino a un certo punto. L'importante è che intanto ci conoscete, intanto siete costretti a avere una discussione sul fatto che c'è della gente che si siede per strada dicendo abbiamo un grosso problema, dovremmo fare qualcosa. È stato proprio il primo impulso, è stata la prima necessità a cui le nostre azioni hanno risposto: cercare di far parlare le persone, cercare di portare questo problema in mezzo al dibattito pubblico. E un po' ci siamo riusciti, penso, nel senso, negli ultimi anni, chiaramente poi il mondo è tante cose, poi è arrivato l'escalation della guerra in Ucraina, è ripreso, c'è stato il 7 ottobre del 2023 con tutto quello che ne ha conseguito, e quindi anche a livello mediatico l'attenzione si è spostata, anche a livello di movimento le priorità magari sotto alcuni punti di vista sono cambiate, stanno bombardando i bambini H24, quindi qualcuno dovremmo parlare, dovremmo fare qualcosa. Nel frattempo però la crisi climatica non si è fermata e di nuovo l'anno scorso abbiamo già bucato uno dei primi grossi limiti di sicurezza che i politici mondiali ci avevano promesso che non avremmo bucato. È una roba veramente, a volte ho delle difficoltà a trovare le parole per dire quanto sia grave questa roba, ma poi magari ci torniamo. E a oggi, diciamo, come Ultima Generazione, dopo tante varie campagne, appunto, chiedendo anche al governo di rispettare gli accordi presi, tipo chiudere le centrali a carbone. Abbiamo firmato degli accordi per cui ci sarebbe stata la fuoriuscita dal fossile, l'hanno chiedendo un fondo riparazione, cioè il fatto che se c'è un alluvione, abbastanza. E quello di cui stiamo parlando ora, quello che è stata la nostra campagna ormai praticamente nell'ultimo anno, è la questione della sicurezza alimentare. Di nuovo, se non fa caldo quando deve far caldo, o ne fa troppo, non fa freddo, non piove, e la roba non cresce, e i prezzi salgono per noi che compriamo, e poi c'è il contadino che prova a vendere le sue cose, i suoi prodotti alla grande distribuzione organizzata e lo strozzano. E poi di nuovo, e più davanti a questa incertezza, per cui ancora per fortuna i raccolti reggono, nel senso non abbiamo questa grossa scarsità magari di grano o di mais,
Però io vi invito ad andare a vedere quelli che sono stati aumenti dei prezzi del cacao e del caffè negli ultimi 2 anni. Per dire una cosa semplice, però certo il caffè noi come italiani un po' ce lo sentiamo. Ci sono dei posti in cui ora una tazzina di caffè sotto l'1,50 €, alcuni posti anche 2 euro, ma perché semplicemente i posti, anche poi di nuovo il problema diventa politico, l'Ucraina, il granaio dell'Europa, e poi ci tirano le bombe. E ora quel grano chi se lo mangia? C'è ancora il grano non con il glifosato, con sopra la polvere dei bombardamenti russi, insomma. E questo di nuovo mettere la pulce nell'orecchio alle persone rispetto a problemi di pancia, perché qui stiamo realmente parlando di pancia, della nostra possibilità di mettere sul tavolo 3 pasti al giorno, buoni, sani, a un prezzo dignitoso, ok? Perché di questo stiamo parlando e questo è quello che rischiamo. Punto successivo. Io non ho, questo vorrei fosse chiaro, io non ho una sfera di cristallo e non posso vedere il futuro. Però, a occhio e croce, i trend che abbiamo davanti ci dicono che abbiamo un grosso problema. Quando sarà che questo problema sarà tale per cui ci riguarderà a noi, che siamo queste 100 persone che siamo qui oggi? Non lo so, voi ve la tagliano l'acqua ogni tanto d'estate? Avete qualche momento in cui dal rubinetto l'acqua non esce? Ora per fortuna generalmente magari può succedere un giorno o 2 d'estate, magari, però magari ci sono dei posti in cui una volta alla settimana l'acqua non c'è. Capito? E poi magari salta, come succede in Spagna, per un motivo o per l'altro, magari salta l'elettricità. E voi siete pronti se vi va via l'elettricità per 2 giorni? E questo, di nuovo, sono cose di cui dovremmo iniziare a parlare. Magari avete visto quel video che aveva fatto la commissaria europea sulla borsina di sicurezza. Magari avete presente, no? Emergenza, scusa, ma un'emergenza non è una scampagnata, non è che vai a fare un picnic e fai la borsetta, ti stai preparando magari a 2 o 3 giorni in cui non hai elettricità. E io non so, a 32 anni sono una persona sana, me la cavo, ma magari una persona che ne ha 70 e senza l'ascensore non può uscire di casa, il fatto che vada via l'elettricità potrebbe essere un problema. Sei attaccato a una macchina salvavita, magari c'hai un generatore in casa, ma magari a un certo punto finisce anche quello, e così via. Il problema è sempre quello, chi paga per prima sono le persone più vulnerabili. Chi non ha problemi, che ci sia la luce o meno, si arrangia. Chi ha già qualche problema, forse, specialmente se attorno non c'è una società, una comunità, un sistema che ne tiene conto, paga. E questi sono i ragionamenti che vorrei iniziare veramente a condividere. Cioè, intorno a voi, nel vostro quartiere, ma voi lo sapete quante sono quelle persone che nel momento in cui va via la luce hanno bisogno di una mano? Generale di quello che è stato finora il nostro agire, quantomeno, insomma, rispetto a una situazione che vi garantisco è molto, molto, molto più grave di quanto non vorremmo anche e di nuovo, a occhio e croce, grossi miglioramenti non ce ne sono e non abbiamo nessuno che ci garantisca che verremo tutelati, ok? Perché al momento abbiamo solo parole. Noi come cittadini, liberi ancora, abbiamo la possibilità di parlare, abbiamo la possibilità di manifestare, abbiamo la possibilità di istruirci, agitarci, organizzarci e poi far valere i nostri diritti, alzare la nostra voce e dire richiediamo che le istituzioni ci diano delle risposte davanti a tutto quello che ci aspetta ed è necessario farlo, dobbiamo farlo noi perché nessun altro verrà a farlo per noi, non sbarcheranno gli americani a toglierci le uova dal fuoco, ok? O chi per loro, grazie. E se non iniziamo a farci i conti, di nuovo rischiamo di venire presi un'altra volta impreparati, così come è successo col Covid. Quindi con la nostra famiglia, con la nostra comunità, con le persone che abbiamo più vicino insieme, siamo capaci di discutere con le persone che abbiamo intorno, metterci veramente partendo da noi e poi organizzarci? Siamo in grado di prendere una decisione ascoltando tutte le persone coinvolte, senza lasciare nessuno indietro, senza tacere nessuna voce? Chi lo insegna? A scuola? Ai ragazzini insegnano a organizzarsi, a discutere da persone adulte e ascoltare tutti? No. E allora forse dobbiamo recuperarla noi questa capacità e cercare veramente di fare quel passo avanti per poter essere protagonisti per quanto possiamo di un cambiamento che è necessario, perché sennò arriverà il cambiamento che ci verrà imposto e non sarà bello. Allora Tommaso, abbiamo capito che sicuramente il sistema che stiamo vivendo, probabilmente molti che ci impongono dall'alto, non solo
distruggendo comunque l'ambiente, il nostro mondo, ma anche offuscando allo stesso tempo questo problema. Infatti io ho notato che durante molti degli automobilisti sbraitano proprio a tutti gli effetti contro di voi, concentrandosi principalmente sul loro problema da singolo. Quindi sto andando al lavoro, mi stai creando un problema. Voi invece cercate di rispondere in una maniera non violenta, quando voi pensate che e sostenete assolutamente il concetto che ok, quello è un problema di un singolo, ma noi abbiamo un problema più grande che riguarda me, ma riguarda anche te, riguarda tutti noi, e sto portando l'attenzione su questo problema. Quindi come funziona questa filosofia della non violenza? Potresti spiegarcela meglio? Ci proviamo. Chiaramente, voi se avete mai visto qualche video dei nostri blocchi stradali, le scene che girano sono quelle di automobilisti arrabbiatissimi che scendono, gridano, ti sbattono, ti scalciano. Riguardatevi, insomma, vi garantisco, la premessa è, sappiatelo, insomma, nessuno fa un blocco stradale così a cuor leggero. Quando sei seduto davanti a un camion Scania col camionista che scende, insomma, ci pensi, potevo stare a casa stamattina, però l'hai fatto e sei lì e stai, ve lo dico molto chiaramente, ti siedi davanti a una macchina che in moto rischi la vita, parte il piede della frizione, l'autista, ci vediamo domani sui giornali, quindi molto chiaramente, insomma, sappiatelo, cioè, di nuovo, poi è chiaro, per fortuna grossi mali non se ne è mai fatti nessuno, ma non è una roba che si fa a cuor leggero. Oltre alle scene appunto degli automobilisti arrabbiati, scene che, chissà perché i media fanno vedere meno, è il fatto che io penso negli ultimi 10 blocchi stradali che avrò fatto negli ultimi anni, nell'ultimo anno, ormai è un po' che non facciamo blocchi stradali, diciamo, abbiamo anche cambiato tattica in questo senso, ma io vi garantisco che scendeva sempre qualcuno dalla macchina, ci guardava e diceva: allora, alcuni automobilisti ci hanno difeso dagli altri che cercavano veramente di picchiarci o di farci del male. Cioè, tantissime volte c'è stata questa scena per cui qualcuno scendeva e diceva: no, questi ragazzi hanno ragione, non toccateli, chiamate la polizia, tanto ora... Chiariamoci, i blocchi stradali non sono mai durati più di 10-15 minuti. Arriva la polizia, ci prende così, ci mette all'autostrada e riapre il traffico. Non stiamo parlando, per capirci, un qualunque incidente stradale su un'autostrada, su una superstrada, su una tangenziale, fa code da ore, va bene? Noi, cliente, devi stare in coda e non ti puoi manco lamentare. È tutto normale ed è giusto così. E siamo abituati a passare, ma voi immaginate che la gente che fa il raccordo anulare di Roma alla mattina e alla sera, ci perdi 3 ore al giorno per fare 20 chilometri ed è normale ed è accettato e guai a te se ti lamenti, perché questa è la maniera più giusta e bella che abbiamo trovato per campare tutti insieme, quindi se ti lamenti sei un troglodita. Ed è una follia, ci fanno accettare delle cose inaccettabili come se fossero normali e belle, ok? E noi abbiamo un po' rotto questa cosa. E abbiamo scelto di muoverci in maniera non violenta. Ora, come anche qui in Italia abbiamo una storia di disobbedienza civile non violenta che ci ha dato dei risultati. Io un fucile in mano non lo prendo. Quindi sono stati fatti aborti clandestini e a un certo punto il governo ha dovuto dire, cioè, non è impossibile impedire questa cosa, quindi è stata fatta una pressione tale per cui è stato reso legale l'aborto e così via, ma veramente così come tutta la grande lotta contro la segregazione razziale negli Stati Uniti. Una delle storie che si racconta poco di chiude in mano e sono stati sputati, picchiati, arrestati, hanno fatto di tutti i diritti fra bianchi e neri, ok? È un modo per veramente far emergere le contraddizioni, è una maniera per spingere forte in avanti un messaggio che normalmente non sarebbe arrivato da nessuna parte. Se noi avessimo fatto le manifestazioni in piazza con i nostri bei cartelli, chi ci avrebbe veramente ascoltato? Come saremmo di vista? È una scelta personale. Infatti arriva un automobilista, ti prende, ti sbatte, ti insulta e tu non è che ti alzi e ridai. E dici: guardi, io mi dispiace, io non ce l'ho con lei, non sono qui a rovinare la giornata a lei. Abbiamo di fare delle cose che magari di nuovo fossimo andati davanti al Parlamento a tirare i sassi, non avremmo avuto, diciamo, magari l'appoggio che siamo riusciti a ricevere in questi anni nel fatto che cercavamo di portare avanti un problema. Inizia a usare la violenza, non sai mai, non mi metto io, cioè non puoi fatto altre scelte, non è questo il nostro interesse. Uno possa immaginarsi fondamentalmente che si riverberi nei prossimi decenni
non basta anche di giornate agitate in cui la gente abbiamo le nostre denunce, io stesso insomma ho qualcosa, capiamoci, quando la prima volta che fai una manifestazione non autorizzata a Roma ti danno un Fiumicino mi è finito per fortuna, quindi mi posso muovere, ma nel senso hanno gli stati in cui non possono più andare, con cui fare i conti, cioè girare per una città sapendo che sappiamo di aver messo sul tavolo un rischio non indifferente, grandi dolori, la propria mamma, e noi abbiamo voluto un po' tutti e tutte fare i conti con questo. Sappiamo di aver messo in gioco veramente tanto, avanti, un po' acclamato e continua, è stato rifiutato il rilascio del passaporto le conseguenze ci sono. Fare qualcosa per le idee in cui crede o vale che personale. scienze politiche e relazioni internazionali, almeno non vado lì a annoiarmi. E quando è stato interessante perché inizio a sentire che comunque la crisi climatica ha segnato abbastanza, era il 2018, era la fine del 2018 ed ero a Amsterdam, stavo facendo un viaggio, stavo andando verso Berlino e era sera, ero tornato in ostello dopo un giro per musei, caffè e così via e mi capita sotto mano un saggio, adattamento profondo, 40 pagine, un PDF 40 pagine e poi alzo gli occhi e dico, ma allora è tutto vero. Ma allora sta succedendo qualcosa ed è molto più veloce di quanto non crediamo. Studiare gli effetti della crisi climatica e così via non è una macchina che fa la foto e assorbe il dato così, è un essere umano che ha delle conseguenze dal fatto che, non so, sei un male, perché fa molto male. Una volta che vai e sai quello che stai guardando e il tuo lavoro è andarci a vedere, a volte non hai voglia di farlo. Non so, c'è leggevo l'altro giorno, sapete che c'è un sacco di metano congelato sotto gli oceani dei poli? Esce da sotto la crosta terrestre e poi la pressione e il freddo lo tiene. Rischi la vita, stai andando nell'oceano della Siberia dove c'è la lava, il ghiaccio, andare a fare 2 o 3 misure una volta l'anno. E quindi non abbiamo tantissimi dati su questa cosa, ma stiamo parlando di 50 gigatonnellate, ora non mi ricordo giga quanto è, e non vogliamo andare a guardarle perché fa male. E vorrei veramente, abbiamo delle difficoltà a raccogliere i dati su alcune cose. E io di nuovo, mi ricordo che quella sera proprio ne uscii con questa realizzazione, diciamo così. Però passai ancora un anno in cui quasi dell'anno successivo sono stato chiuso in casa a lavorare quello che potevo, esce fuori Extinction Rebellion e poi di cui appunto allora qualcuno sta provando a fare qualcosa che non è appunto questo penso sia importante. Extinction Rebellion, una delle cose più belle e forti che ho visto e sentito, che non era solo gli ambientalisti, non è Greenpeace o il WWF. Quando parliamo di sostenibilità, quando diciamo che un processo è sostenibile, vuol dire che non vado a prendere più di quanto renderebbe poi impossibile riprodurre il processo, va bene, fondamentalmente, nel senso il danno che faccio è riassorbito dal sistema. Il problema è questo, che noi stiamo continuando a riempirci la bocca di sostenibilità quando non è più un obiettivo sufficiente. Se noi ora smettessimo di fare danno, se noi ora oggi stacchiamo tutto c'è il pulsantone rosso che stacca l'emissione di gas climatica, dobbiamo dare una possibilità alla Terra di riprendersi, aiutandola per come possiamo. Come società abbiamo perso tante cose, non riusciamo più a comunicare, non riusciamo a comunicare le nostre emozioni, non riusciamo a confrontarci. E Extinction Rebellion dava veramente la grande maggioranza delle persone, la ascolti, la grande differenza, il grande passo avanti rispetto a tanti altri movimenti ambientali in cui come uomini cerchiamo di confrontare la comunità, ma una comunità che esiste perché dobbiamo portare avanti un conflitto, che il conflitto è una roba sana, va bene? Quando qualcosa non va bene, il conflitto ci deve essere e di un gruppo magari. Voi non avete idea della quantità di persone che abbiamo sui 60 anni che magari non possono venire con noi a fare le azioni per una serie di ragioni. Però quando esci dal commissariato è lì fuori, ti prende in macchina, ti porta a casa, la cena pronta, azione dopo azione dopo azione dopo azione. Se non fossimo in grado di prenderci cura gli uni degli altri, non saremmo andati da nessuna parte. Ed è qualcosa che penso su cui diamo, quando invece è una parte importantissima sia della nostra esperienza umana che di qualunque esperienza politica. Se non ci ricordiamo del fatto appunto, forse
la domanda che ti volevo fare, a cui ti volevo sottoporre, hai già risposto praticamente, perché volevo chiederti appunto quale pensi sia il singolo più importante cambiamento che ognuno di noi, dopo aver ascoltato la tua storia e la storia del movimento, dovrebbe fare per unirsi a questa E interiorizzaste. Una delle più grandi vittorie, diciamo, del sistema che stiamo provando a combattere è stato aver creato, e c'è un signore che picchia la moglie per strada, mica è colpa nostra se sta picchiando la moglie. Capacità di reagire, ok? Noi non siamo colpevoli della crisi climatica, non è la nostra bistecca, non è la nostra macchina, non è il nostro piccolo gesto che fa la crisi climatica. Siamo responsabili davanti a quello che sta accadendo. Cioè, non so, c'è qualche armi alternative, o quantomeno per darmele in maniera molto difficile. Io posso proprio pensate solo esclusivamente per essere un autodromo, in bocca al lupo con la bicicletta. Io posso diventare vegano, posso lavorare in un rifugio per gli animali scappati, ma è del sistema e di chi guadagna dal fatto che stiamo distruggendo il pianeta, stiamo letteralmente segando il ramo su cui siamo seduti, ok? Nostra responsabilità come persone normali è prendere atto di questa cosa e vedere cosa possiamo fare insieme. Smettete di mangiare la carne? Ottimo. Chiudete, risparmiamo 1 litro d'acqua al giorno tutti quanti? Siamo 60 milioni di persone in Italia, abbiamo risparmiato 60 milioni di litri d'acqua, che non sono noccioline magari. Non vi sbagliate, non sono nemmeno tantissimi, va bene? Ma poi se noi possiamo risparmiare quanto vogliamo, ma se poi i nostri acquedotti perdono la metà dell'acqua che trasportano, dove si va? Se no, io smetto di usare la macchina, ma se poi la petroliera che trasporta il petrolio si distrugge in mezzo all'oceano e distrugge le Galapagos, mi capite? Usciamo, questo è veramente, hanno provato, sono anche riusciti a metterci all'interno di questo schema, questa mentalità vorrei fosse molto chiaro, queste sono stronzate galattiche nate per tutelare chi non vuole che niente cambi. Di nuovo, smettete di mangiare la carne, usate meno la macchina, sono tutte cose positive, ma se le fate da soli difficilmente avrete un reale impatto. Punto successivo, ad esempio, io crescendo ero carnivoro, ma realmente carnivoro, nel senso che non mangiavo né frutta né verdura, per niente, ok? Oh, nel 2019 ho iniziato a frequentare un sacco di persone che erano quantomeno vegetariane, ma veramente quantomeno, ok? E oggi quando vado da mia mamma, che ha passato 30 anni a dirmi dai Tommy, mangia un po' di verdura, oggi vado da mia mamma e fa Tommy dai, ma mangiala una salsiccia, dai, un po' di carne, dai. No mamma, grazie, ok? E ho potuto fare questo passaggio perché ho iniziato a frequentare quasi solo persone che erano vegetariane o vegane. Perché non vale, perché è chiaro, se la tua domenica tipo con gli amici andare a fare la grigliata, che tu sia vegetariano, cioè è meno facile diventare vegetariani o vegani, mi capite? Chi ha voglia di imparare a cucinare il tofu, chi ha voglia di iniziare a fare tutta una serie di cose, se le facciamo insieme forse sono più facili. Io posso, no, è una cosa se smetto di prendere la macchina io e vado in bicicletta da solo, un'altra è se scopro che c'è un gruppo di persone che tutti i giorni fanno il mio percorso in bicicletta e la facciamo insieme. La sfida è sempre quella, cercare di scalare il livello, partire da quello che possiamo fare noi individualmente e farlo magari, perché è importante, ma poi cercare di farlo insieme, perché da solo non si salva nessuno, questo vorrei fosse chiaro, ma chi non si salva da sé nessuno lo salva, questo rapporto, questo collegamento fra l'individuo e la collettività che si alimenta finora in un circuito vizioso, perché la collettività, ragazzi, cioè questa società ci ha reso persone peggiori, tendenzialmente, rispetto a quello che avremmo potuto essere stato. Oggi la sfida, la palla è in mano nostra nel allearci, noi tutte quanti siamo qui, e avviare un processo virtuoso in cui cerchiamo di spostare invece questo cambiamento verso qualcosa di positivo. E di nuovo, non è Tommaso Iuas da solo che può fare la differenza, Tommaso Iuas con Ultima Generazione forse un po' di più, e così via. Allora, prima abbiamo parlato di ritorsioni, che spesso chi ha fatto attivismo, cioè chi fa attivismo in genere non teme le ritorsioni, o comunque no, non è proprio così, perché probabilmente la voglia
di un mondo migliore, quello del capitalismo e comunque quello del potere, della non condivisione, dell'avere anche il potere sulle menti delle persone, per cui non è qualcosa, però si sente molto impotente. Avere coraggio, cioè, non vuol dire non avere paura, vuol dire che anche se hai paura provi a fare lo stesso la cosa giusta. Di nuovo, nessuno fa un blocco stradale così. Dai, andiamo a fare un picnic, vi garantisco, quando sei lì a lato di una tangenziale che vedi le ultime macchine che passano, sei lì ed è un momento molto particolare, così come qualunque azione diretta su cui tu possa avere delle conseguenze legali, nessuno di noi ha paure e di farlo insieme. Se non fossimo stati una comunità, una collettività capace di affrontare questo percorso insieme, nessuno di noi da solo si sarebbe messo a fare un blocco stradale. Io mi ricordo, ormai qualche anno fa, a un certo punto facevamo una chiamata attraverso una ricercatrice dell'università, ci mise in contatto, con serenità, e lui ci raccontava: io sono stato in carcere, la situazione è questa, ora sono fuori, so che domani ho la borsa sempre pronta perché potenzialmente potrebbero riportarmi domani perché questo e quest'altro. E noi eravamo tutti e tutte quante lì. E insomma, che voglia di rischiare di andare a fare un soggiorno di vacanza nelle strutture penali dello Stato italiano, diventare attivista e prendere denunce e diventare portavoce di un movimento non era proprio nella lista, va bene? Così come non lo era probabilmente per quasi nessuna delle persone che vuoi non vuoi si è trovata insieme a me a sedersi in una strada, in un museo e così via. Di nuovo, spesso la cosa che ci ferma tanto sono le voci che abbiamo nella testa, quelle che indicano sempre l'opzione peggiore, quella che ti fa sentire piccolo. Il passo avanti è far uscire quelle voci. No, ti siedi in 5-6 persone e iniziamo a parlare di cosa abbiamo paura, cosa ci fa arrabbiare, cosa mi fa stare bene, cosa mi fa piangere. Vivere queste emozioni, perché spesso sono le emozioni è la paura, che è una delle armi più potenti del potere, no? Ma così come anche ad esempio la pigrizia, che è una delle qualità umane che vuoi o non vuoi è più diffusa, no? E quindi di nuovo la sfida è sempre vedere che c'è qualcosa davanti a te che ti riflette, qualcuno che sta provando le mie stesse sensazioni, che sta pensando le stesse cose, e allora non sono da solo, non sono da sola. Non è tutto nella mia testa, ha magari anche ragioni per essere preoccupata, avere paura, ma il semplice fatto di sapere che non lo stai affrontando da solo ti mette nelle condizioni di poterlo fare sicuramente in maniera migliore. E di nuovo, se non fosse proprio la base di tutto, essere, riconoscersi, sentirsi una comunità e non lasciare indietro nessuno per quanto possibile, per quanto non è facile, per quanto sono gli scazzi, sono litigi, sono divergenze di opinioni, anche magari un po' quel nucleo reale di collettività. Da soli ci prenderanno uno per uno e ci schiacceranno. Se riusciamo a sentirci quanto siamo... sembra una frase da Baci Perugina, no? Ma amare non vuol dire guardarsi negli occhi, vuol dire guardare insieme nella stessa direzione. E io vi invito un attimo, pensando a questa frase, a ripensare al Quarto Stato, il dipinto quello famoso di Giuseppe Perizza da Volpera, dove c'è i braccianti che stanno camminando tutti insieme nella stessa direzione, e dice un sacco di gente che guarda nella stessa direzione, e a occhio e croce c'è un sacco d'amore. E se riusciamo a recuperare questa cosa, di nuovo nel guardare insieme tutti e tutte nella stessa direzione, oltre a vivere un po' meglio, penso che a guardarci la punta delle scarpe o lo smartphone come si vorrebbe oggi, potremmo realmente provare a cambiare le cose e salvare il salvabile. Non sappiamo cosa riusciremo a fare, non sappiamo se riusciremo a mettere una toppa, se domani scoppia tutto il metano dell'anni, mi chiede: ma tu cosa hai fatto? Io, tutto quello che era non violentemente possibile. Questo è. Ma è proprio una scelta di vita. Quindi grazie mille Tommaso, Grazie a voi. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Si sono fatti trovare pronti. Piccola foto di rito. E intanto, siccome la vedo lontana, vorrei chiamare qui anche zia Martina. Arriva zia Martina, ci ospita sempre a casa sua. Solitamente prima giornata è la tua, però quest'anno purtroppo
Siamo venuti la seconda, però l'importante è che ci aspetti sempre. Le aiuti vari e ringrazio tutti di cuore perché mi fate un regalo grandissimo. E mi fate un regalo più grande, se non andate via mi fate... Bello mio. Capito? Beatrice e Agata stiamo aspettando. Stiamo aspettando 2 bambine che oggi mi hanno aiutato. E questo è per te. Grazie ancora. Assunte e ogni anno devono venire. Intanto che si fanno le foto, David Torò. Dopotutto, il motivo concreto per cui, anche nei casi in cui il potere è affidato al popolo, più corretta nei confronti della minoranza, il motivo è che la maggioranza è fisicamente più forte. Ma un governo in cui comanda la maggioranza non potrà mai essere fondato sulla giustizia, neppure nel senso limitato in cui gli uomini la intendono. Non può forse esistere un governo in cui non sono minoranze e si fanno sentire solo nei casi in cui è conveniente che lo facciano. È giusto che il cittadino debba rinunciare anche solo per un momento in minima che dobbiamo. L'unico obbligo di cui ho il diritto di farmi carico è di agire in ogni momento come ritengo giusto. Si dice, non a torto, che una cortese gli uomini più giusti. Nemmeno in minima parte, anzi, un risultato comune e naturale dell'eccessivo rispetto delle leggi, Onnelli, anzi, contro il proprio una palpitazione del cuore. Non dubitano di essere stati coinvolti in un abominio. Tutti loro sono inclini alla pace. Come possiamo definire? Esseri umani, ma in qualità di macchine. Agli agenti di purario si mettono allo stesso livello, stessi scopi. Questi individui non meritano più il rispetto di un pupazzo di paglia o di un pugno di terra. Valgono esattamente bravi cittadini. Altri, come la maggior parte dei legislatori, dei politici, degli avvocati, dei ministri, dei funzionari, servono lo Stato soprattutto con la testa. E siccome raramente mettono in pratica, ben pochi, per esempio, servono lo Stato anche con la propria coscienza e di conseguenza necessariamente ne rifiutano una gran parte. E spesso lo Stato li tratta come nemici. Un saggio: sono di nascita troppo illustre per essere proprietà di qualcuno, per essere secondo nel comando o l'utile servo o strumento. Ci vediamo domani all'Exma per la terza giornata.